Buon pomeriggio, un'altra puntata di preview, ci avviciniamo a larghe falcate al derby del Franco Scoglio fra Messina e Catania. Vi faremo sentire delle interviste in esclusiva, due ex, vale a dire Frisenna per i rossazzurri e Costantino per il Messina. Parleremo di tutto questo, ovviamente anche l'analisi tattica, la preparazione delle due squadre, le ultime notizie che arrivano dagli spogliatoi. Ne discuteremo con i miei ospiti in studio, a partire dal nostro Carlo Breve che tiene il microfono in mano questa volta. Ciao Marco, buonasera. Tu un piccolo fallo laterale battuto male. Ora lo sistemiamo meglio, è scivolato, diciamo, ora lo sistemiamo meglio. È perfetto invece il microfono di Ermanno Florio. Ciao Ermanno. Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti. E poi è perfetta invece tutta come sempre la nostra Anna, e andiamo da lei. Ciao Anna. Buon pomeriggio a voi, io vi ricordo che aspettiamo i vostri messaggi al 342 77 12 855. Allora, io ritorno da te Anna perché oggi hai l'ingrato compito, vabbè insomma lo fai sempre, di leggere il programma e anche la classifica rivoluzionata da tutto quello che è successo nelle ultime settimane, soprattutto anche nell'ultima settimana con le esclusioni che sappiamo. Per cui Anna, torno da te, facciamo il punto della situazione. Ha inizio la 32esima giornata di campionato che inizia questa domenica alle 15 con Crotone Cerignola, Foggia Cavese, Latina Juventus Next Gen, Picerno Monopoli. Alle 17:30 Trapani Giuliano, alle 19:30 Messina Catania, alle 20:30 Casertana Sorrento e si chiude la 32esima giornata lunedì 17 marzo alle 20:30 con Potenza Altamura e riposano Benevento e Avellino. Passiamo alla classifica. Cerignola con 58 punti, Avellino 57, Monopoli 49, Benevento 45, Crotone 44, Potenza 41, Catania 40, Picerno 39, Giuliano Juventus Next Gen 35, Altamura 34, Trapani Cavese 32, Sorrento 31, Foggia 30, Latina 24, Casertana 19 e chiude la classifica il Messina con 13 punti. Grazie Anna, allora intanto hai fatto bene ovviamente a ricordare le due squadre che riposano, che erano quelle che avrebbero dovuto giocare con Taranto e Turris, vale a dire Benevento e Avellino. Io chiedo alla regia di farmi rivedere la classifica così almeno la spieghiamo anche un po', perché vabbè, vedete che mancano i rossi, nel senso che le retrocessioni dirette praticamente sono già state definite con l'esclusione delle due squadre che abbiamo avuto, perché le squadre ovviamente sono ridotte. Vedete i due arancioni che sono il play-out, per restare arancione, per non colorarsi di rosso in casa Messina, non ci devono essere più di 8 punti di distacco rispetto alla Casertana. In questo momento, finisse il campionato adesso, il Messina sarebbe ai play-out con la Casertana, così insomma abbiamo un po' spiegato quello che sta succedendo soprattutto in coda e quello che riguarda la classifica. Carlo, l'abbiamo detto, è un campionato falsato, lo dicono i giocatori, lo dicono gli allenatori, lo dicono le società, e non è possibile arrivare a metà marzo con una situazione che cambia di giornata in giornata. Non ci sono dubbi e sorprende quella posizione da ultimo in classifica del Messina, perché lo diremo adesso in maniera chiara durante la trasmissione. È una squadra che ha dei valori che non rispecchiano sicuramente la classifica. E si sono visti anche l'ultima partita di campionato, perché 3-3 in casa della Cavese, e chiaramente è un risultato certamente importante maturato dal Messina. Ermanno, tu hai fatto un po' l'analisi tattica sia del Catania che del Messina, per farci vedere, poi ce lo dirai, di un derby che certamente il Catania vuole vincere ma che il Messina ha tutte le intenzioni di onorare. Il Messina non vuole perdere sicuramente, ma il Messina viene, il mister l'ha detto benissimo, giocatori di qualità, c'è una squadra, un organico importante. Vederlo lì come ultima della classe non è una cosa positiva né per il calcio italiano né per il calcio siciliano, questo è poco ma sicuro. Vedere continuamente ogni settimana -4, -2, -6 squadre che vanno via è un discorso che facciamo da tempo. Sicuramente ci vuole qualche cambiamento, ci vuole qualcosa dall'alto che cambi un pochettino anche un po' le leggi, i regolamenti e così via, in modo da evitare, no, che imprenditori, comunque azionari o chiunque faccia calcio o vuole fare calcio in un certo modo siano comunque invogliati e interessati a prendere delle situazioni come per esempio il Messina, ma prenderli per farli stare dove meritano. Poi parleremo anche con Francesco Triolo, ovviamente per avvicinarci al derby, ma anche per capire un po' qual è la situazione adesso al momento in casa Messina, perché c'è sempre la situazione societaria con la squadra messinese che è ancora a rischio altre penalizzazioni, per cui quel ragionamento che facevamo sulla classifica chiaramente
chiaramente assume una rilevanza diversa. Andiamo a sentire, ve l'abbiamo detto, abbiamo intervistato 2 giocatori in esclusiva, 2 ex, fra parentesi. Partiamo da quello del Messina, cioè adesso in forza al Catania, vale a dire Giulio Frisenna. Sentiamo la prima parte delle interviste, che cosa pensa del momento attuale del Catania. La partita latina era fondamentale, siamo stati bravi nel secondo tempo a portarla a casa, però dobbiamo dare continuità di risultati, è importante, dobbiamo dare un segnale forte e siamo sulla strada giusta. Dopo un inizio con la maglia del Catania così mi volevo rifare, quindi è stato importante a livello personale questa prestazione, ma soprattutto sono contento perché ha portato i 3 punti alla squadra ed era fondamentale, ho dato una mano alla squadra e questa è stata la cosa più importante. Speriamo di riportarci i tifosi, diciamo, come sono loro veramente, perché c'è stato un momento un po' così da questo punto di vista, però ci serve l'aiuto del tifo, è fondamentale perché sono un uomo in più per noi, quindi dobbiamo riportarlo verso di noi e i risultati sono quello che vogliono e che vogliamo noi. Io mi trovo benissimo a centrocampo, in qualsiasi cerco di fare tutti i ruoli che mi chiede il mister, dove c'è bisogno do il mio massimo. È la prima volta che ho fatto l'esterno a tutta fascia, mi sto adattando al ruolo e sto cercando di farlo al meglio per dare una mano alla squadra. E di solito ho sempre giocato in mezzo al campo, mediano, mezzala, però in questo momento serve questo alla squadra e quindi l'importante è dare il massimo e far arrivare i risultati che servono per andare più avanti possibile. Ancora sono giovane, ho tanto da migliorare, anzi devo migliorare, però mi piace giocare la palla e poi buttarmi anche senza palla, sono delle caratteristiche che una mezzala deve avere se vuole fare bene. Sono uno che gli piace buttarsi negli spazi, ma anche giocare, mi piace il palleggio e poi se gioco nella fascia anche un po' di gamba, mi hanno detto che sta avendo anche la gamba, quindi la sto sfruttando. Sta sfruttando la gamba Frisenna, l'abbiamo visto anche nella partita di Latina proprio alla fine, ma anche il rigore conquistato per il 3-1. È un giocatore che si sta mettendo in luce, che sta dimostrando come è giusto che facciano i giovani anche la capacità di adattarsi, Carlo. Sbirciando tra i miei appunti in questi giorni, perché sto iniziando a preparare insomma, tutto il materiale per il torneo delle regioni che è imminente, ho trovato in una carpetta, 5 anni fa ho fatto l'osservatore per le nazionali dilettanti, vado a sbirciare Giulio Frisenna, 2002, centrocampista centrale della Giovani Leoni. Era un ragazzo che avevo osservato in partita, in campionato allievi elite, ragazzo che mi ha fatto subito una grandissima impressione, ho segnalato subito alla nazionale dilettanti, vedevo un po' le caratteristiche di questo ragazzo con grande forza, grande tecnica, buon dinamismo e grande capacità di adattarsi, ecco, alle varie situazioni. Lui è un centrocampista centrale, può fare sia il play che la mezzala, si è adattato bene anche al ruolo di esterno e domenica ha fatto bene perché si è inserito un paio di volte con cattiveria, è riuscito a guadagnare il rigore che ha portato il Catania ha messo in ghiaccio la partita, diciamo. La partita, e mi è piaciuta anche il suo sapersi adattare, il suo acume tattico. È chiaro che poi può andare in fatica se trova degli esterni che siano svelti, che siano rapidi e lo possono mettere in difficoltà, ma io credo che la prima soluzione che mister Toscano adotterà sarà quello di, se lo deve far subentrare o partire dall'inizio, farlo subentrare nel suo ruolo. Nel suo ruolo, che è quello delle centrali di centrocampo. Torneremo a farvi sentire ancora Frisenna fra poco, così come fra poco ci collegheremo con Messina, con Francesco Triolo, per sentire anche le parole di Costantino. Intanto io vado da Anna. Iniziamo subito con alcune domande per Carlo e Ermanno. Con Lunetta e Anastasio in forma, a mio avviso il Catania cambia marcia, così come il ritorno di Dal Monte e Stoppa. Ne vedremo delle belle. L'addio di Lodi non mi stupisce, vista la situazione. Cambierà qualcosa anche in altre figure? Bisogna non fare più errori. E poi un messaggio per te, Marco. Per Marco, ti sei scaldato alla grande al gol di Jimenez. Bellissimo il gol, ma anche il tuo trasporto, soprattutto quando eri in diretta. Va bene, prendiamo
prendiamo atto, il gol meritava, fra parentesi, per cui meritava il trasporto per un gol eccezionale. Certe volte noi diamo trasporto un po' a tutto, no? Però questo veramente meritava grande trasporto ed è giusto così. Per quanto riguarda i dirigenti, la dirigenza cambieranno, lo sappiamo, però certamente delle figure andranno inserite. Si è parlato tanto del direttore generale, ci sarà sicuramente questa figura, ci sarà probabilmente qualcuno che andrà a coadiuvare il lavoro anche nel rapporto fra il settore tecnico e gli allenatori, lo staff medico, per cui vedremo chiaramente che cosa succederà. Su Anastasio e Lunetta faccio rispondere voi. Su Anastasio e Lunetta, ma soprattutto su Dal Monte. Dal Monte lo dobbiamo vedere, un punto interrogativo, non lo conosciamo, diciamo. Mister, correggimi se mi sbaglio, abbiamo visto poco, quindi vediamo un po' quando si riprende, come si riprende e anche che ruolo gli vuole far fare il mister, se come seconda punta, se come tre quarti, che in realtà la volta scorsa ne parliamo da tempo, mister, no? Il 3-4-2-1 che è il modulo che più forse rispecchia quelle che sono le caratteristiche individuali dei giocatori del Catania. E poi sul discorso Lunetta e Anastasio ti dico la verità, domenica quando è stato sabato ho visto una gran partita di Lunetta, infatti diciamo il focus sarà su di lui, è entrato bene e poi mi piace, anche se devo dire la verità l'ho visto molto molto bene da tre quarti, da giocatore che coadiuvava l'attacco, più che quarto a tutta fascia che difende, perché ha una caratteristica più offensiva che difensiva, quindi dipende un pochettino dai momenti e dalle partite. Secondo me il discorso Lunetta o Anastasio. Abbiamo visto le immagini diffuse dal Catania FC, e certe volte sfugge il vecchio nome, chiaramente, che è rimasto nel cuore a tutti, ma abbiamo visto anche le immagini di Faggiano, che è andato a vedere l'allenamento, gli allenamenti di questa settimana, anche con il vicepresidente Grella. C'è il manto del Ciballino che è bello verde. Ecco, bravo, visto, ti sei concentrato su questo, non ci sono effetti chroma key, vediamo invece le immagini appunto dei giocatori. C'è anche Sturaro che ha partecipato in un qualche modo, ma bisogna aspettare. Chi invece, te lo chiedo anche, qua c'è Anastasio, le foto appunto dell'allenamento, degli ultimi allenamenti, c'è Di Tacchio, abbiamo detto di Anastasio, abbiamo detto di Dal Monte, che sono recuperabili per la partita con il Messina, c'è anche Di Tacchio, che ovviamente ha bisogno di tempo, ma è vicino ad esserci. Importante è un rientro di un giocatore esperto, di un giocatore granitico dal punto di vista fisico, che dà centimetri, dà personalità e struttura. Sicuramente può essere anche lui un giocatore importante, anche se ritengo che veramente Quaini abbia fatto una grande gara insieme. Io ritengo che dovrebbe essere a De Rose. Entrambi si sono completati molto bene, fisicità di Quaini e anche qualità nelle giocate. De Rose lo conosciamo benissimo, un tuttocampista di grandissimo carisma e personalità, ha anche raggiunto una buona condizione fisica, ritengo che saranno riproposti. Stop Jimenez dietro la punta? Ci potrebbe tranquillamente stare, vedremo cosa deciderà. Ovviamente, poi ricordiamoci che c'è oggi completamente ristabilito Stoppa, quindi è ritornato alla squalifica. Per di più ricordiamo che oggi è stato allenamento di mattina, ma domani ci sarà la rifinitura con le parole di Toscano a partire dalle ore 13, per cui lì sapremo tutto, e sappiamo anche che Toscano nella rifinitura spesso e volentieri ha modificato alcune intenzioni che aveva palesato durante la settimana, per cui chiaramente andremo poi a verificare domani quali saranno le scelte definitive. Qualitativamente, dal punto di vista proprio della qualità tecnica, sicuramente Di Tacchio ti dà qualcosina in più rispetto a Quaini. Però Di Tacchio non lo puoi mettere titolare. Però Di Tacchio ancora non è pronto, ma soprattutto con l'idea, no, di arrivare ai playoff con l'organico al completo, con l'organico diciamo più forte a tua disposizione. È giusto adesso un pochettino centellinare, far rientrare cautamente i giocatori, perché si è visto che facendo l'opposto in realtà non ha portato ai benefici, quindi sicuramente cercherà. Adesso c'è una rosa molto più ampia. Ricordiamo che ci sono assenze che sicuramente sono più lunghe, sicuramente, tipo quella di Guglielmotti o tipo quella di Inglese. Ed evidenziamo, Marco, come questo sia un fattore predominante e importante, veramente, quello di avere la possibilità di non rischiare i giocatori che ancora non sono pronti, e di avere anche la possibilità di poter scegliere, ecco, di poter portare in panchina e utilizzare per una parte di gara avere insomma un'ampia
scelta. ventaglio su cui scegliere è fondamentale ed è appunto evita le forzature come sono state fatte in taluni casi, poi portando magari ad alcune ricadute. Io volevo farvi sentire la seconda parte dell'intervista di Frisenna, parliamo proprio dei suoi momenti in casa Messina e di quello che rappresenta per lui questa partita. Allenarsi tutti i giorni qui per me è già, diciamo, un sogno, perché da piccolino lo vedevo dall'alto, dalla curva sud, quando venivo a vedere le partite, quindi poter viverlo costantemente, quotidianamente, per me è il massimo. Però deve essere un punto di partenza per noi, per me, dobbiamo dare sempre di più, devo dare sempre di più, e stare qui a Catania è bellissimo per me perché è una grande piazza e poi abbiamo dei grandi obiettivi, quindi quello è l'importante. Il Messina è una squadra viva, nonostante le difficoltà societarie ha dimostrato di essere una squadra viva che lotta fino all'ultimo, perché io li conosco, i ragazzi fino a un mese fa ero lì con loro, quindi alcuni li conosco, anche il mister che è arrivato nuovo ha dato un po' di entusiasmo, anzi ha dato molto entusiasmo, quindi sicuramente a livello societario hanno subito una mazzata anche i giocatori, però anche l'ultima partita con la Cavese hanno dimostrato di essere una squadra viva, quindi non sarà facile, però per noi è importantissimo portare questo derby a casa, soprattutto per la classifica, ma anche per dare un segnale che il Catania c'è, che abbiamo capito cosa serve per cambiare, diciamo, il trend, perché vogliamo dare un segnale forte con delle vittorie consecutive, per noi è importante. Il campionato è un po' falsato, diciamo, perché con queste squadre che sono state escluse, però noi ora siamo ritornati quasi tutti a disposizione, quindi ora siamo ancora più pericolosi, diciamo, e fastidiosi. Fino all'ultimo noi dobbiamo giocarci queste 6 finali che mancano e poi ci giochiamo i playoff sperando di arrivare al miglior posto possibile. L'intervista integrale la ritroverete fra poco sulla Sicilia Web, ritroverete appunto tutto quello che vi abbiamo proposto dell'intervista di Frisenna, che dice vogliamo essere fastidiosi. L'obiettivo del Catania per questo ultimo mese e mezzo di stagione regolare e poi ovviamente per i playoff. È chiaro che il Catania deve prepararsi per fare dei grandissimi playoff e ci deve arrivare in maniera diversa da come ci è arrivata l'anno scorso, con un organico al completo e al top della condizione fisica. Vi abbiamo fatto vedere anche il gol, quel gol che avete visto nell'intervista di Frisenna, è un gol, super gol di Frisenna fatto col Messina l'anno scorso contro la Virtus Francavilla, il gol che è valso la vittoria, il 3-2 da 40 metri, l'abbiamo riproposto perché appunto ha fatto, diciamo, la fortuna del Messina. Ne ricordo un altro, credo contro il Benevento, premiato, quello è stato premiato come il gol del mese, mi sembra, insomma. Un bellissimo gol. Il Benevento ha fatto un gol bellissimo, esatto, pure, da fuori aria sempre, l'abbiamo 35 metri. Fatto un gol incredibile. Ha nelle sue ce l'ha nelle qualità tecniche. Ha queste capacità. Il tiro importa che, insomma, il tiro da fuori non è una capacità che hanno tutti, lui ce l'ha. Sì. E vedremo appunto se riuscirà a metterlo in mossa, lo vuole fare perché l'ha detto anche con la maglia rossa-azzurra che tanto ama, ha detto Frisenna, appunto per me è un sogno giocare qui davanti a questi tifosi. Andiamo a sentire nuovamente Anna con invece i commenti dei tifosi che arrivano qui alla nostra trasmissione. Anna. Ci scrivono: buon pomeriggio a tutti, avrei una domanda. Non sarebbe auspicabile iniziare a lavorare già per il prossimo anno, dato che è praticamente impossibile la promozione quest'anno? E chissà, con una casa che possa finalmente ospitare il club. Complimenti a tutti voi, ad Anna per la professionalità. Invece Tony Zuccarello ci scrive: non sottovalutiamo la gara contro il Messina per via della loro posizione in classifica, perché è un derby e i derby hanno un sapore particolare e danno tantissime motivazioni. I giallorossi in questa stagione stanno facendo male e vorranno dare almeno una soddisfazione in questo campionato, quindi occhi bene aperti. Si lavora, si lavora, sul prossimo anno si lavora perché chiaramente c'è la situazione del direttore generale, l'abbiamo detto, c'è la situazione di Torre del Grifo, sapete che c'è la possibilità di un'altra asta, chiaramente che è aperta, c'è un'offerta minima, si arriva a metà di aprile, non si sa, il Catania dovrebbe poter partecipare, ma ci potrebbero essere anche altre offerte di altre persone. Insomma, vedremo che cosa succederà, anche legato all'aspetto della casa, che è un fattore certamente importante. Sul sottovalutare il derby, mi pare che non l'ha fatto nessuno, Carlo Breve l'ha detto, ringrazio anche Tony per la domanda che fra parentesi conosco, ma insomma è evidente che nessuno sottovaluta questo derby perché loro si stanno giocando tutto.
Ma soprattutto perché il Messina è un'ottima squadra, l'ho studiata in questi giorni, una squadra migliorata al mercato, con grande qualità in mezzo al campo, giocatori di provata esperienza, mi riferisco a Buchel, a Petrucci soprattutto, giocatori che hanno innalzato il tasso tecnico di questa società, non dimenticando che Garofalo è una mezzala di grandissima esperienza e inserimenti, 8 gol col Foggia di Zeman qualche anno fa, ancora un giocatore abbastanza giovane, quindi occhio veramente al Messina, occhio alla vena in questo momento realizzativa di Luciani, che si è definitivamente sbloccato, giocatore possente, forte fisicamente, tripletta nell'ultima partita, che è al top della condizione, viene da una tripletta, quindi sarà particolarmente gasato in questo momento. E andremo a vedere se sarà gasato anche il nostro Francesco Triolo fra poco quando ci collegheremo con lui per andare anche a sentire, abbiamo sentito in esclusiva le parole di Frisenna, sentiremo anche quelle di Costantino, a fra poco con Preview. Seconda parte di Preview, fra poco ci collegheremo con Francesco Triolo per parlare della situazione in casa Messina, anche la situazione extracampo, che è quella che sta tenendo banco in questo momento, con i giocatori che stanno facendo comunque quadrato per riuscire a fare bene invece proprio sul rettangolo di gioco. Ho usato un po' di termini geometrici, ma insomma vabbè, fra un po' tiro fuori anche il cerchio, ma l'ho fatta apposta per dare tutto il tempo a Francesco Triolo di organizzarsi per il collegamento. Allora andiamo da Francesco, eccolo qua, sorridente come al solito, con dietro, cos'è? Ciao Ciccio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, adesso torniamo all'aperto. Il tempo è buonissimo, però torniamo all'aperto. Senti, a proposito, sono allo scoperto, ecco, se così possiamo dire, tutte le magagne del momento in casa Messina. C'era una situazione societaria che resta ingarbugliata, tu l'hai chiesto, lo so, anche a Costantino, poi sentiremo l'intervista che lancerai tu, ma intanto ti chiedo di farmi un po' il punto della situazione, non sotto l'aspetto tattico, lo faremo dopo, ma sotto l'aspetto societario. Ma Marco, l'aspetto societario è quello che c'è sotto gli occhi di tutti, perché la penalizzazione di 4 punti in classifica, oltre a quelle dei punti tolti da Turris e Taranto, ha messo il Messina in una posizione di grande difficoltà, con una forbice con la Casertana che è di 7 punti, ma la Casertana ha una partita da giocare in più rispetto al Messina, quindi le difficoltà ci sono da qui alla fine del campionato. Incombe un'altra penalizzazione sul Messina, che è quella che potrebbe arrivare, multa o penalizzazione, perché AD Invest avrebbe dovuto inviare un documento sulla solidità finanziaria nell'ambito del passaggio di proprietà a una commissione della Covisoc, che non ha fatto ancora, quindi si attende, è probabile un deferimento. Bisogna capire se poi daranno una multa oppure altre 1 o 2 punti di penalizzazione che andrebbero a aggravare la situazione. Questo è un quadro generale attorno al quale si sta muovendo anche la politica, perché il sindaco si è messo in prima linea, è sceso in campo per cercare di trovare una soluzione di tutte quelle che si sono sentite, Antonino, a Ferrero. L'ultima che è rimasta in campo sembrerebbe essere quella legata ad un gruppo americano, diciamo sponsorizzato da un manager messinese che ormai vive a New York, si chiama Francesco Borgosano. È una società che si è interessata alla situazione del Messina. Ma il problema è sempre lo stesso, i tempi sono molto molto stretti e quindi la difficoltà di chiudere un'operazione del genere e consentire comunque di portare a termine il campionato nel modo migliore possibile è complicato, anche se devo dirti, ma ne parleremo anche dopo, che il Messina, visto anche Cavate di Reni, fa pensare che con un po' di serenità questa squadra, il play-out con la Casertana, anche con il fattore campo a sfavore, potrebbe pure giocarselo, potrebbe anche tentare il miracolo sportivo. Tutto questo però naturalmente se alle spalle c'hai una società e una tranquillità che in questo momento a Messina si fa fatica un poco ad avere. Senti, andiamo a sentirci Costantino? Ti chiedo di lanciare tu anche perché sai tutti gli argomenti. Ma sai, Rocco Costantino è l'ex del
da parte Messina in questo momento. È un giocatore che è ancora sotto contratto con il Catania, è il giocatore che è stato protagonista anche della finale di Coppa Italia lo scorso anno, quindi ci sembrava opportuno ascoltare lui per sentire le sensazioni proprio sue e della squadra. Una partita sicuramente molto speciale per me che sono appunto un ragazzo tanto emotivo, quindi sicuramente sarà molto, molto bello. Incontrerai tanti ex compagni di squadra e una maglia che ti ha regalato anche una bella soddisfazione. Sì, conquistammo la Coppa Italia l'anno scorso, ora in questo momento qui penso sicuramente a salvare il Messina, che per me ora è la cosa più importante. Di te a Catania si ricorda soprattutto il gol in finale di Coppa Italia, tu ogni tanto lo rivedi nella tua testa? Sì, mi è capitato anche che mi hanno rimandato quel gol più volte anche durante quest'anno, quindi sicuramente mi fa molto piacere, ecco. Il tuo Messina di adesso arriva a questo appuntamento quasi con l'acqua alla gola, nel senso che ci sono tanti stimoli per vincere un derby che è sempre una partita speciale. Sì, appunto, come dicevo poco fa, io sono convinto che possiamo portare a casa i 3 punti domenica, è sicuramente un derby e sentiamo il calore di questa partita, sento il calore di questa partita, quindi dovremmo fare sicuramente una grande partita e il pubblico dovrà trascinarci dal primo all'ultimo. Questo non sarà una novità per noi. Noi ci siamo già isolati da tanto tempo, ecco, da quando abbiamo preso la notizia della società, quindi per noi questo non è un problema. In questo momento dobbiamo solamente cercare di portare in campo quello che è il lavoro della settimana e portare più punti possibili affinché si raggiunga l'obiettivo. Ci abbiamo sentito Costantino, poi ti saluto, ti ritroviamo dopo per l'aspetto puramente tattico e tecnico della squadra. Ti chiedo, al di là delle parole, la sensazione che tu hai visto anche frequentando appunto il campo di gioco dell'allenamento del Messina è quella di una squadra che ci crede fermamente? Sì, Marco, è quella di una squadra che ci crede, perché comunque le ultime partite hanno dimostrato questo. Una squadra che non ci crede, in vantaggio 1-0, sotto 3-1, a Cala dei Tirreni non recupera sul 3-3 e cerca il quarto gol. Quindi è una squadra che in questo momento ci crede e vuole dare tutto. Tutto naturalmente dipenderà anche dai fattori extra campo, però la squadra in questo momento sa che non può sbagliare. E ci prova in tutti i modi, come ha dimostrato anche a Cava dei Tirreni. Grazie Ciccio, ci sentiamo fra una ventina di minuti circa, ritorniamo da te, invece io ritorno in studio perché vi facciamo vedere innanzitutto il momento del Messina attraverso le consuete ultime 5 che vanno un po' a dare il quadro di quella che è il momento particolare in casa giallorossa, con l'arrivo di Banchieri, fra parentesi, che ha anche modificato sotto un certo punto di vista l'atteggiamento tecnico-tattico della squadra. Dunque possiamo andare a vedere in grafica le ultime 5 del Messina, con il pareggio in casa del Benevento, per esempio. È vero che il Benevento attraversato un momento difficile, la sconfitta in casa con il Trapani, quella di Monopoli, quella nuovamente in casa con l'Avellino e il pareggio di Speranza in casa della Cavese. Solo 2 punti raccolti nelle ultime 5 partite, ma a fronte di un calendario certamente non facile, con il -4 di penalizzazione che porta la classifica a 13 punti con sole 2 vittorie in questo campionato. Ma con prestazioni veramente di alto livello. Mi riferisco alla prestazione che il Messina ha fatto in casa col Trapani, dove sicuramente non meritava la sconfitta, anche la prestazione di Monopoli di grande livello, il pareggio a Benevento testimonia che è una squadra viva, è una squadra che ha qualità e quindi sicuramente sarà una partita da prendere veramente con le pinze. Col Monopoli sono passati pure in vantaggio, se non fosse stata forse per l'errore del portiere, per l'indecisione del portiere, sì, possibilmente parlavamo di un altro risultato. Quindi Messina che non ha sfigurato con nessuna delle grandi, sì, non ha sfigurato in casa, non ha sfigurato in trasferta, è una squadra che comunque molto compatta, c'ha giocatori mister di esperienza, abbiamo detto prima un paio di nomi importanti, comunque è una squadra che sicuramente, poi il derby sono derby e li vogliono vincere tutti,
tutti, quindi sarà una partita, una squadra che non si darà per vinta, ecco, questo è poco ma sicuro. Ovviamente. Andremo adesso a vedere invece le statistiche a confronto, ci avviciniamo proprio al derby come facciamo di solito anche attraverso i numeri, perché Ermanno, torno da te, chiaramente queste statistiche danno l'idea appunto di una differenza. Guardate la prima sull'XG con il Messina che è 17esimo e con il Catania che è quarto, anche se ci spiegherai tu che poi quel quarto posto nasconde più del rammarico sotto certo punto di vista che non un vantaggio per il Catania. Partiamo da lì, Ermanno. Allora, sicuramente l'XG, che è il dato che sottolinea quella che è la pericolosità delle squadre, la pericolosità ovviamente offensiva delle squadre, sottolinea una differenza netta tra Catania e Messina sul reparto, diciamo, offensivo. Il Catania, che ovviamente ha una pericolosità molto alta, ma lo diciamo da inizio campionato praticamente, non ha raccolto, diciamo, il sorriso è beffardo perché non ha raccolto tutto quello che poteva raccogliere dal punto di vista dei dati, quindi è sotto di alcuni gol, non gli mancano alcuni gol, ne ricordo per esempio all'andata l'XG col Messina fu 2.85, ma in realtà poi la partita finì 0-0 quando per dati doveva finire dai 2 a 3 gol per gli etnei. Il Messina, che ovviamente ha un XG basso, e l'XG basso lo possiamo vedere, la bassa pericolosità si riflette anche sui due dati successivi, quindi quella che sono la media, diciamo, dei tiri da fuori aria. Quindi il Messina è una squadra che tira tanto da fuori nei 90 minuti, addirittura 6.1 tiri a partita da fuori aria, cosa che il Catania invece fa meno, perché sono delle squadre che hanno una differenza nello sviluppo offensivo. Il Messina non ama molto entrare dentro area, se lo fa per esempio o con delle giocate degli 1 contro 1 di Dell'Aquila, che vedremo successivamente, o con dei cross per le torri, che possono essere Luciani, De Sena, Cosentino e chi per loro. Il Catania che invece tocca tante volte la palla dentro area, perché entra con molti uomini e ha giocatori che amano, l'abbiamo visto con Gimenez, il gol del 2-1, o in altre occasioni amano tanto entrare dentro con la palla al piede. Quindi sicuramente sono degli aspetti che i dati ci sottolineano di due squadre che comunque sono tendenzialmente diverse sullo sviluppo offensivo. Su una parte che sono, diciamo, in qualche modo simili le due squadre è proprio quella del dato sul possesso palla, dove vediamo sia il Messina che il Catania che è un dato che però sta alzando pian piano, perché prima mi ricordo era sui 44-45%, adesso pian piano il possesso si sta alzando. Sicuramente sono due squadre che per larghi tratti delle partite danno il pallino del gioco alla squadra avversaria, quindi diciamo sarà una partita sotto quell'aspetto di pieno equilibrio, e soprattutto il Messina che dall'arrivo di Banchieri, ma già anche con Modica, tentava molto a quella che era la praticità, qualcosa che il Catania invece all'inizio del campionato non ricercava, ma adesso Toscano, un po' per emergenza, un po' perché poi quando si fa fronte a vari risultati negativi cerchi di concretizzare al massimo tutto quello che riesci in qualche modo a sfruttare. Quindi adesso sono due squadre un pochettino pratiche e la praticità sicuramente sarà l'emblema della partita di domenica, del derby di domenica. Carlo, a completare. Per completare, ribadisco che il Messina è una squadra da prendere con le pinze. Secondo me ha qualche difficoltà nella fase difensiva, nella marcatura, lo vedremo, soprattutto sulle palle laterali, sui cross laterali, dove decidono di marcare con una linea di copertura in diagonale, un po' come insegna Sarri, ma in questa marcatura zona diventa pericoloso andare a riconoscere le traiettorie della palla e non intervenire sugli uomini. In molte situazioni la palla la prendono sempre gli attaccanti avversari, che si interpongono tra un difensore e l'altro, e quindi diventa pericoloso marcare, secondo me, in questo modo. Andiamo da Anna, altri messaggi da casa. Anna. Eccomi, stavolta non con un messaggio per noi studio, ma il telespettatore che ci scrive vuole far arrivare questo messaggio a Montalto. Scrive: Montalto, mi dispiace vederti lento nei movimenti, nella corsa e nelle partenze. Allenandoti di più e mettendo orgoglio, grinta e voglia, vedrai che risolverai tutti i tuoi problemi. Saluti da un 79enne. Andiamo da un altro messaggio. Giuseppe da Gravina ci scrive: speriamo che dopo le valutazioni della società arrivino i fatti e il centro sportivo, tanto ormai per quest'anno, è andata. Sempre sulla questione Torre del Grifo chiedono: questione Torre del Grifo, bisogna dunque partecipare all'asta? L'abbiamo già detto, ne abbiamo già parlato, e certamente, ovvio, dopo le valutazioni si spera che si arrivi velocemente a una soluzione
per la casa del Catania, questo lo sappiamo, lo diciamo, l'ha detto anche la dirigenza dall'inizio, da quando è arrivato, adesso è arrivato il momento di concretizzare la cosa. Per quanto riguarda invece, ecco, su Montalto io non so se si allena poco, non so questo signore 79enne se vede gli allenamenti del Catania, noi no, non possiamo vedere, non lo so se Montalto si allena poco o tanto, però mi sembra un messaggio quasi di stimolo, sì, e come secondo me a stimolarlo è servito quel rigore realizzato, ho visto anche la sua esultanza. Quella è la migliore medicina, esatto. Il gol e la fiducia del suo allenatore che sicuramente non gli è mancata in tutto questo periodo, sicuramente queste sono le migliori medicine per Montalto. Allora, vediamo invece se c'è una medicina per il Catania per andare a controbattere contro la difesa del Messina, che Ermanno ci fai vedere nel primo taglio. Qualche problema ce l'ha comunque questa difesa a 4. La prima, diciamo, il primo taglio è dedicato su quella lentezza, diciamo, da scappare dietro. È una squadra che, come ha detto il mister, si muove in linea, però molte volte la linea viene rotta da una pressione in avanti. Quando si fa questo di pressione, per esempio, la linea poi si presenta in questo modo, quasi a zig-zag, e lasciano tanto spazio per la giocata in verticale e per il filtrante sugli attaccanti avversari. Qui vediamo invece una situazione simile dove c'è un duello in mezzo al campo e poi una transizione subito verticale. Qui vediamo Gelli e Marino che, diciamo, non sono per caratteristiche fisico-tecniche dei velocisti, che fanno un po' fatica a scappare all'indietro. Poi Patierno qui, che non è proprio nel suo momento di forma migliore, non concretizza l'azione da gol. Sicuramente il mister lo conosce Marino, prima ne parlavamo fuori onda. Marino 34 anni insieme a Gelli, che in realtà è molto più giovane, però un giocatore molto più longilineo, non hanno delle falcate per coprire 40-45 metri a campo aperto. Con Montalto, che non è, l'ho detto pure il 79enne ormai non è proprio un velocista, però mi viene da pensare a delle imbucate o di Frisenna o di Lunetta o anche di De Paoli, che ci ha fatto vedere molto dinamismo, potrebbero in qualche modo mettere in difficoltà la retroguardia del Messina. Andiamo a vedere anche, ad esempio, che cosa succede sulla palla laterale. Tu spesso fai vedere questi tagli di tutte le squadre, perché è noto che appunto sempre, spesso e volentieri, i problemi se ne creano, anche perché loro comunque trovano delle soluzioni, mi pare, ma poi perdono cosa? Sì, lo chiedo a te. Qua vediamo, il mister prima ce l'ha spiegato un po'. Vedi, io metto le frecce questo perché... è un triangolo proprio. Sì, però mister, una linea di triangolo. Io ti vado a mettere le freccettine principalmente per farti capire che è una marcatura diversa, perché la marcatura vera e propria non c'è la freccettina, ma sei attaccata all'uomo. Qui in questo caso qua si vede ancora meglio, dove c'è Patierno che gioca tra i due difensori centrali. Quindi su questa palla laterale loro guardano praticamente la palla, non si attaccano mai all'uomo. Come vedi è una linea proprio in diagonale. Una linea in diagonale. Sarriana. Il problema è che proprio sull'inserimento poi da dietro, sul terzo tempo del giocatore dietro, si crea quello spazio che è difficilmente raggiungibile o comunque occupabile. Qui l'altro dato che ti avevo fatto vedere, che volevo far vedere, Marco, è il discorso che se c'è un inserimento di un giocatore, di un centrocampista, ecco, o una mezzala della squadra avversaria, diciamo che essendo che non marcano a uomo lo lasciano spesso libero, quindi si creano quasi delle vere e proprie due linee differenti tra la linea di difesa e la linea del centrocampo. C'è lo spazio dove questo spazio centrale che può essere o per una seconda palla o per una palla, in questo caso come quella per Sounas che si inserisce, una palla che potrebbe creare un pochettino di difficoltà. Il mister poi sicuramente l'analizza in maniera migliore la parte tattica, però è qualcosa che è un concetto che giusto o sbagliato nel calcio non c'è nulla, però è un qualcosa di molto rischioso. È sicuramente il rischio per una squadra di Serie C che ha delle difficoltà notevoli, non li avvantaggia. Sì, non conosco mister Banchieri personalmente, ma credo che sia un seguace di Sarri da come fa marcare la squadra in queste situazioni. E per quanto riguarda invece gli uomini che arrivano a rimorchio, secondo me sta nelle caratteristiche dei loro centrocampisti, che sono più centrocampisti di qualità, bravi a far funzionare il gioco in fase di possesso, piuttosto che in fase di non possesso manca un vero interditore, mancando anche Crimi, che forse è l'unico qualificato, ricordiamo, più bravo nella fase difensiva.
gli altri, Petrucci, Buchel, Pedicillo, sono dei giocatori molto tecnici, molto offensivi, stessa cosa a Garofalo. Andiamo a vedere proprio la fase. Esatto, per il prossimo taglio. Il prossimo taglio sulla fase di possesso, perché Ermanno ha proprio analizzato questo supporto centrale alla manovra offensiva, che è un po' quello che anticipavi tu. Sì, supporto centrale, soprattutto il supporto dei centrocampisti sulle palle, sullo sviluppo offensivo. Qui vediamo un'azione di Petrucci contro il Messina, che è già posizionato per ricercare una seconda palla, una palla diciamo al limite d'aria, e poi è molto bravo a spostarla dal sinistro al destro e a trovare il tiro. Qui vediamo addirittura contro il Benevento, su questo sviluppo di De Sena dovrebbe essere Petrucci che entra addirittura dentro l'area, e subito pronti sia Garofalo che Crimi, con Petrucci già dentro, però gli altri due pronti per ricevere questo scarico, questo rimorchio e calciare da fuori, dato che abbiamo visto prima. E qui l'altra cosa che mi ha colpito molto è che sul tiro del Garofalo Crimi come un treno parte per ricercare questa seconda palla o una respinta per il tap-in. Qui vediamo altra situazione contro il Trapani, dove ci sarà sicuramente una transizione. Qui Garofalo si mette sempre in quella posizione di scarico per ricevere l'appoggio al limite d'aria o fuori aria e calciare. Ecco, si rivede, no, quel dato sul tiri da fuori che abbiamo visto prima. Qui invece è una zona, diciamo, una clip sulla transizione, ed è proprio Garofalo, sempre lui, nelle ultime 3 clip, che guadagna il pallone, va verso l'area di rigore e non ci pensa 2 volte a calciare. E abbiamo visto come ha calciato sia col destro che col sinistro, quindi caratteristiche importanti e qualitative per i centrocampisti del Messina. Come dicevi Carlo, appunto, si capisce quella che è la qualità di questa mediana giallorossa. Sì, di grande qualità, hanno innalzato tanto il tasso tecnico, ha fatto un buon lavoro il direttore sportivo, che ha portato a Messina dei giocatori di grande spessore. Anche dico che Petrucci è stato, credo, al Manchester, un giovanile, giocatore quindi di qualità, grande profilo, un po' avanti con l'età. Negli ultimi anni magari non aveva fatto bene, ma si sta ritrovando, sta facendo molto bene. Anche Pedicillo ha fatto un anno in Spagna, un ragazzo più giovane, già ha fatto un gol e 2 assist. Buchel è un giocatore nazionale, tra l'altro, un mancino di grandissima qualità, un po' avanti negli anni anche lui. Forse hanno perso un po' di dinamismo, perché comunque hanno messo gente di esperienza, più che di qualità, più che di corsa, di dinamismo, però sicuramente qualitativamente sono... Questa la compensano con Crimi, che domenica non ci sarà, e con Garofalo. Garofalo, grande dinamismo sicuramente. C'è anche un altro giocatore che impressiona per le qualità e che probabilmente, noi ovviamente non siamo banchieri, anche lì c'è la rifinitura di domani per capire meglio, forse non partirà dall'inizio, almeno nelle ultime partite non è partito dall'inizio, ma questo dell'Aquila è un giocatore che nei campi di Serie C ci sta un po' come Jimenez, va. Allora, diciamo che ragazzi come me, no, degli anni 2000 sono nati e cresciuti con la speranza, no, con la gioia nel guardare delle giocate di Robinho, Ronaldinho, Neymar e così via, quindi che stiamo parlando tutti spagnoli, e dell'Aquila in qualche modo, ovviamente in maniera diciamo diversa, però mi ha strizzato un po' l'occhio, perché ormai, l'ha detto pure Peppe Mascara in settimana, ormai il calcio è diventato diverso rispetto a quando giocava lui, ormai si tende a meccanicizzare molto le giocate dei giocatori. Possiamo vedere il taglio numero 4 che può andare, che dà appunto un po' Ciuferri come caratteristica. Anche di quello. Ciuferri. No, questo è l'altro taglio, questo è il taglio sulla ricerca della punta del filtrante. Qui vediamo De Sena su palla aperta che riesce bene a comprendere il vantaggio sul difensore, a tagliare alle spalle. Questa è una caratteristica sia De Sena che Luciani fanno molto bene, quindi deve stare molto attento il Catania in queste situazioni che vedremo poi nel taglio del Catania, che con Latina l'ha sofferto un po', soprattutto Allegretto. Diciamo inserimento della punta, sì, no? questo taglio che è un taglio esterno filtrante, in realtà, alle spalle del proprio marcatore, e del filtrante che raggiunge poi la giocata per l'attaccante, che cerca di guadagnare il vantaggio col corpo. Portiere non impeccabile nell'ultimo. Quello del Trapani sì, però quindi questo taglio filtrante, soprattutto da una palla da fuori a dentro o da un movimento del pallone da fuori a dentro, ci sarà sempre. Poi ovviamente quando la palla va da fuori, quindi dalla zona laterale al centro del campo, di solito diventa aperta. In quella palla aperta, che non ci sarà l'opponente davanti, si può riuscire a trovare quello che è il taglio. Vediamo se riusciamo a recuperare, chiedo alla regia che è sempre solerte in questo, se riusciamo a recuperare il taglio precedente per andare a vedere le immagini invece dell'Aquila. Eccolo qui. Qui vediamo una giocata di un 1 contro 1 incredibile, che di solito è difficile da vedere in Serie C. Vediamo quante volte tocca la palla con l'avversario vicino.
fa queste giocate continue, sposta la palla, doppi passi, rivelini. Allora, quali sono i rivelini? Spiegalo, perché non Rivelino tutti... Rivelino chi è? Lo ricorderemo, soprattutto noi già un po' più avanti. È diciamo il movimento dall'interno verso l'esterno del piede per nascondere il pallone, e poi la cosa che mi stupisce tanto è proprio la ricerca costante di questo 1 contro 1 e delle giocate che fa in continuazione, queste sterzate veloci con l'esterno, con l'interno, con la suola, per poi ritagliarsi quei 2-3 metri di spazio per poi avere il tempo per calciare e guardare bene la porta. Qui vediamo un'altra situazione, l'abbiamo visto calciare col sinistro, anche perché gioca a destra ma sempre a piede invertito, e qui invece si trova a sinistra. Su questa pressione fa una finta incredibile di tiro, la sposta sempre con la suola. Il giocatore del Trapani va per la sua strada, va al bar, come si suol dire, e poi calcia con il destro, quindi è un giocatore di completo dinamismo. È un 2004, scuola Torino, era l'ex Perno, l'ex stella del Torino, della primavera del Torino, infatti aveva la 10, quest'anno si trova con la 77, sicuramente quasi sicuro non giocherà titolare, però è un giocatore che anche a Monopoli ha fatto gol, quindi è un giocatore secondo me di altissima prospettiva e che potremmo ritrovare negli anni forse in categorie anche maggiori. Dovrà studiarla bene secondo me Toscano, perché quando subentra sempre a destra, a sinistra del Catania, lì ci sono due giocatori. Secondo me giocherà Lunetta e Allegretto in quella zona del campo, potrebbe metterli in difficoltà, perché un mancino su un mancino fa fatica a marcarlo sul piede forte. È complicato, è chiaro. È più complicato, quindi la dovrà studiare bene. Allora, io torno da Anna per altri messaggi da casa e poi chiudiamo questa seconda parte. Messaggio per Marco e Carlo. I due trequartisti dietro la punta è la filosofia di gioco di Toscano, su cui insisterà nel finale di stagione. Secondo me anche gli uomini adatti. Sono stato molto contento di vedere Faggiano agli allenamenti, saluti al DS. Sono convinto che questa società, strutturata al meglio, farà cose buone per Catania. Capisco la delusione per gli errori, ma non vedo di meglio se vogliamo pensare al futuro. Guardate cosa succede in altre piazze. Va bene, considerazioni sulla società, insomma, ne abbiamo fatte tantissime, chiaramente anche questa può essere condivisibile come altre di più accesa critica, è normale che sia così. L'altro sul doppio trequartista, penso che sia la soluzione, la strada, diciamo, sia quella, è quella che in lui questo momento, sì. Soprattutto ha lavorato senza all'inizio. inglese, soprattutto senza inglese, anche con inglese, sì, anche con ma inglese. senza inglese ancora di più, perché chiaramente devi alternare De Paoli e... Poi sì, De Paoli che può subentrare a partita in corso, un giocatore molto intelligente tatticamente, è bravo anche dal punto di vista tecnico a legare il gioco, ma sono i tre quarti che possono dare qualcosa in più, e ce ne sono più di due, esattamente, perché c'è Stoppa e Menez, il rientro di Dal Monte, c'è Lunetta che può essere impiegato in quel ruolo, per con caratteristiche a proposito di Lunetta diverse. L'ho detto apposta, sai, perché io collego, insomma, vabbè, dico, lente di ingrandimento di Ermanno, per andare a vedere proprio Lunetta, l'impatto che ha Lunetta nella partita con il Latina, quando cambia soprattutto la sua posizione, passa da quarto a trequartista, e poi quello che ha avuto comunque durante la stagione del Catania, considerando le tante assenze per infortunio. Sicuramente è un giocatore che ha avuto un po' degli up and down, no? Quindi un giocatore che in alcune partite ha anche, addirittura mi ricordo contro il Sorrento, ha in qualche modo cambiato forse l'inizia della gara, ed è un giocatore di altissima qualità. Io ti ho messo, diciamo, davanti quelli che sono i dati contro il Latina, i dati più rilevanti contro il Latina. È un giocatore che ha calciato 2 volte in porta, che ha avuto 4 volte la possibilità di andare a duello, diciamo, offensivo, quindi in dribbling offensivo, e li ha vinti tutti e 4. Quella che è la percentuale di duelli vinti sono i duelli difensivi, sì. Quindi ti fa, per notare quello che è la qualità dal punto di vista offensivo del giocatore, ma soprattutto anche quello che sicuramente gli chiede Toscano, che non è tantissimo nelle sue corde, che diciamo il lavoro e il raccordo di quantità difensiva, che sta facendo molto bene, è arrivato praticamente a un 70% di duelli difensivi vinti, che è un numero molto molto elevato, e addirittura 4 intercetti, quindi un giocatore che gioca nella tre quarti o comunque come laterale a sinistra, che recupera 4 volte la palla, la recupererà quasi sempre nella metà campo avversaria, e quindi da un intercetto, da un recupero palla in quella zona si possono creare sono dati che non sono poi così tanto diversi rispetto a quelli della stagione. Noi abbiamo valutato
benissimo la partita di lunetta con Latina, ma se guardiamo i dati stagionali non sono così tanto dissimili. Non sono dissimili assolutamente, vediamo sui tiri siamo praticamente lì. Ovviamente un po' più basso i dribbling riusciti, diciamo non è difficile raggiungere sempre il 100% dei dribbling riusciti, però è un giocatore che lo tenta tanto il dribbling, che tenta tanto l'1 contro 1, però è un ottimo anche riconquistatore di palle, un ottimo giocatore che sa mettere, sa in qualche modo combaciare quello che è la parte difensiva e la parte offensiva, quindi la quantità e la qualità. Secondo me è un giocatore che sicuramente ci si aspettava tanto da lui, perché è un giocatore che veniva dal Lecco, quindi dalla Serie B, però è un giocatore che sta facendo molto bene ed è in forte anche crescendo. Da tanti altri ci si aspettava tanto, ma il risultato non è stato lo stesso. Con Carlo sfondo una porta aperta, perché lo so già che tu, insomma, questi tipi di giocatore... Un giocatore che dal punto di vista fisico, e oggi il calcio moderno ha bisogno di questo tipo di giocatori, ha uno strapotere fisico nella sgommata, nel cambio di marcia, nell'accelerazione, nella forza istantanea, è superiore alla categoria. Quindi quando sta bene lui fa la differenza, puoi metterlo ovunque, puoi farlo giocare ovunque, quindi può giocare da quinto, può giocare da tre quarti, può giocare da attaccante puro. È un giocatore che magari non è educatissimo tecnicamente, però ha un gran sinistro, quando calcia con violenza, prende la porta, salta di testa e fa gol di testa, ai tempi di inserimento salta l'uomo perché ha questo strapotere fisico, nell'1 contro 1 è veramente forte. Ha avuto quei momenti di calo quando ha avuto qualche problematica fisica, ne ha avuta più di una, però si è ripreso sempre abbastanza bene e speriamo di averlo da qui alla fine in costante crescita, che possa fare 10-12 partite consecutive a questi livelli. Sarebbe veramente un'arma letale per il Catania. Mi dicono che abbiamo in collegamento Francesco Triolo nuovamente. Allora, prima di fermarci, io torno da Francesco, così facciamo un po' il punto, Francesco, sulla situazione invece tattica, tecnica, ci ricordi anche quelli che sono gli squalificati in casa Messina e le probabili scelte, così poi al finale di trasmissione andremo a andare anche la probabile del Messina per la sfida dello Scoglio. Ciccio. Sì, ben trovati nuovamente. Non è un Messina che arriva comunque benissimo a questa partita contro il Catania, perché sono diversi i giocatori acciaccati, la partita di Cava comunque l'infrasettimanale ha lasciato degli strascichi, già Budel non stava benissimo, la stessa cosa di Dell'Aquila, Lia non era partito titolare a Cava proprio perché la situazione fisica non era ottimale, si è fatto male anche Ghianfi, quindi la situazione non è che sia molto buona. In più ci sono 2 squalificati, Dumbravanu che sconta la seconda giornata di squalifica, Crimi che ha rimediato il giallo a Cava e quindi sarà squalificato anche lui contro il Catania, e quindi Banchieri deve fare un po' il sarto, deve cucire il Messina con il filo che ha. Buchel dovrebbe comunque giocare al centro del centrocampo insieme a Petrucci e Garofalo, potrebbe essere confermata la formazione di mercoledì scorso proprio con il rientro di Krapikas in porta, e poi Lia a destra con Averi a sinistra. In attacco i dubbi maggiori, perché se è vero che De Sena e Luciani hanno dato un po' di peso, il trequartista potrebbe essere o Dell'Aquila, che ha fatto bene a Cava, ma anche Pedicillo, che non si è comportato malissimo. Dipenderà da quanti minuti avranno nelle gambe questi 2 giocatori. Questa un po' dovrebbe essere la situazione in casa Messina. Grazie Francesco, allora io ti saluto e ti ringrazio per tutte le tue informazioni, anche per l'intervista realizzata in esclusiva con Rocco Costantino che abbiamo mandato qualche minuto fa. Ti saluto e ci ritroviamo a Messina per la partita, fra parentesi. Ci vediamo domenica. Ciao Francesco, ci vediamo domenica. Grazie, noi ci fermiamo invece, ritorniamo fra pochissimo perché parliamo anche del Trapani, perché c'è la partita con il Giuliano Trapani che è in un momento molto difficile con i risultati, ma anche con la classifica che è sicuramente deficitaria anche dopo le esclusioni. E poi torniamo a parlare del Catania e vediamo anche le probabili formazioni dello Scoglio. A fra poco.
Eccoci di nuovo in studio, terza parte della nostra preview che apriamo con il Trapani. Andiamo dunque subito a collegarci con il nostro Franco Camarasana, che mi dicono non c'è, per cui aspettiamo, aspettiamo di collegarci con Franco. C'era, fino alla pubblicità c'era, ma poi succede, no? Parti e cade la linea proprio nel momento in cui devi partire. E allora, facciamo così, visto che di Messina abbiamo già parlato, ritorniamo a parlare del Catania, facciamolo con i tagli e con le clip preparate da Armanno. Abbiamo detto attenzione ai filtranti, no? Abbiamo chiuso col Messina in questo modo, riapriamo col Catania per evitare appunto che il Catania caschi in quel tipo di trappola messinese. Sì, cerco in qualche modo per lo più di vedere, no, un alert offensivo e poi collegarlo a quello che potrebbe essere una difficoltà del Catania, e questa ovviamente è una giocata. Qui vediamo il Catania che si muove molto bene in linea, quindi copre bene gli spazi e tutti in marcatura, anche se Allegretto, il mister mi potrà correggere, guarda tanto, forse troppo l'uomo, perché non è posizionato nel modo giusto, non chiude quello che è il taglio interno, si mette esternamente rispetto a Rapisarda che era il suo marcatore, e su questo filtrante ovviamente rischia qualcosina. Lì nella clip si vede, io ho messo un po' la vera giusta postura che doveva in qualche modo tenere Allegretto, che si deve mettere tra la porta e l'avversario e non viceversa, e quindi in quel caso lì, se no sei troppo costretto a guardare l'avversario e poi quando parte ovviamente parti con un tempo di ritardo perché non vedi partire il pallone, ed è successo proprio questo. Poi fortunatamente Di Gennaro legge bene, comprende bene la situazione, chiude lo spazio e diciamo evita qualsiasi tipo di pericolo. Sì, perfettamente d'accordo. Diciamo che ho fatto quel ruolo per tanti anni e sapevo che dovevo andare a coprire soprattutto la porta, mi dovevo mettere con una postura diversa e marcare proprio l'avversario coprendo la porta. Perché altrimenti sei costretto a ruotare sempre, perdi qualcosa. Infatti ha perso clamorosamente lì l'uomo, meno male che era abbastanza laterale, defilato, sì, perché poteva essere veramente una chiara occasione da gol. È stata una chiara occasione da gol, quella del gol subito, chiaramente dai rossazzurri, anche se va detto, magari Armano ci farai vedere meglio, che una parte del merito è anche del Latina e soprattutto dell'attaccante Latina di Ekuban, che va a trovare veramente un bel gol. Bel gol di Ekuban, ma soprattutto bella giocata di Riccardi, che comunque si libera. Il Catania si è mosso bene, cioè vedremo successivamente dal video, ecco, fa una pressione importante il centrocampo del Catania, si ricompatta la linea a 3 o a 5 a 4, comunque una linea difensiva, e poi è bravissimo Riccardi a superare l'uomo di spalle e poi a mettere questo cross. Ma vediamo Di Gennaro e comunque Gherardi che scappano bene, anche perché nessuno si aspetta un cross, diciamo, al limite d'aria, non dentro aria. È lì un po' questa giocata, come si suol dire nella pallavolo, no? Di primo tempo, va a in qualche modo tagliare la corsa e deviare la corsa di Gherardi, che era verso la porta e non verso l'avversario. Questo poco tempo tra il cross e il tiro di Ekuban non ti permettono di avere un tempo di reazione e di andare a anticipare la giocata dell'attaccante del Latino, che è stato molto bravo. Forse Dini qualcosina, diciamo, poteva fare di meglio, però lì c'è bravura della squadra avversaria, quando c'è bravura c'è poco da fare. A volte si va a cercare sempre, il no? pelo nell'uovo, no? L'errore, ogni gol deve essere una colpa di qualcuno. Però è stato veramente un bel gol di grande qualità, bellissimo il cross fatto con una grande accelerazione, una palla messa inaspettatamente. Secondo me può fare qualcosina in più Gherardi, si può attaccare un po' di più, però è bravissimo Ekuban a attaccare sta porta con un primo tempo, come hai ben detto tu. Sì, e la mette poi alla pallavolo, fa un gran gol. Forse perché era più una zona centrale, poteva attaccarsi un pochettino di più, perché Di Gennaro aveva lasciato un po' più di spazio perché il suo avversario, il suo, diciamo, marcatore era un po' più defilato, e quindi sai, sulla zona laterale, così per essere un po' più chiari, no? Sulla zona laterale lasci un po' di metri, sulla zona centrale invece cerchi di accorciare quanto più possibile. Di più. Però poi Ekuban se l'è segnata proprio col Catania, perché ha segnato praticamente 4 gol in questo campionato, 2 col Catania, uno con la maglia della Turris, e poi combinazione, gli altri 2 gol, sapete con chi li ha fatti? Sono andato a guardarmelo, contro la Turris. Cioè per lui era ex Turris, diciamo che uno che insomma gli piace prendere di mira determinate squadre. Ha fatto con il Catania, per fortuna del Catania non ha inciso questo gol. Torno da Anna per andare a sentire altri messaggi da casa. Anna. Eccomi con altre considerazioni da casa. Ci scrivono: la vedo dura a Messina, si devono salvare e venderanno cara la pelle, non possono regalare punti.
Altro messaggio: secondo me bisogna fondare il futuro Catania FC su Jimenez, Stoppa e Inglese. Carmelo ci scrive: grande Higuaín, Toscano dovrebbe metterlo titolare perché dà equilibrio a centrocampo. E su Higuaín abbiamo parlato, abbiamo detto più volte, ogni telecronaca che facciamo delle partite, Carlo, quando entra Higuaín ricordiamo il fatto che è un giocatore che è stato utilizzato in tanti ruoli e ha sempre fatto bene con 4 allenatori diversi, già in questi primi 2 anni di Catania. Sembrava, ve lo ricorderete, il giocatore quando è arrivato, richiesto da Tabiani, ricordate la storia, sembrava il giocatore arrivato per richiesta dell'allenatore, poi alla fine abbiamo capito che è un signor giocatore per la Serie C che riesce a dare comunque sostanza quando gioca. Su Stoppa Inglese Jimenez siamo tutti d'accordo, ovviamente non c'è bisogno di dirlo, e non mi ricordo l'altra domanda. Il discorso che la si vede dura. Che Certo, vero, che immagino il Messina deve salvarsi, ma il Catania deve provare ad andare bene ai playoff, no? Per cui alla fine... Marco, anche se il Messina fosse matematicamente in Serie D, è una partita un derby del genere, ricordiamo non penso te la lascio. È giornata giallorossa, fra parentesi, per cui chiaramente non varranno almeno gli abbonamenti, diciamo che c'è la possibilità di prendere un biglietto per gli abbonati, e ricordiamo anche che non ci saranno i tifosi provenienti dalla provincia di Catania, per cui questo almeno per dare l'idea chiara di quello che succederà. Torniamo al gran gol di Jimenez, quello che dicono mi ha fatto esaltare durante la partita di domenica, ma vorrei capire a chi non ha fatto esaltare. Andiamo a guardarlo, perché c'è il genio, no? Sì. Ma c'è anche altro. C'è anche altro, perché una situazione iniziale di 2 contro 4, c'è poca densità in zona palla, che era quel dato che la settimana scorsa avevo analizzato. Qui però vediamo un ottimo movimento di De Paoli, che fa un taglio tra i 2 difensori, tira fuori il giocatore, il difensore centrale, il difensore che lo marca, e ti libera lo spazio. Quindi Jimenez è geniale, poi la giocata, l'imbucata che fa, il movimento con la palla, la tocca. Quella decisione di De Paoli, la decisione aiuta. di De Paoli che ti tira fuori l'avversario, e soprattutto la in qualche modo condivisione di Jimenez, che comprende lo spazio liberato da De Paoli, non gli dà la palla perché era ovviamente andava verso fuori, però comprende questa giocata e in mezzo secondo riesce a capire dove era lo spazio, dove inserirsi e dove buttarsi. Quella poi è diciamo il cosiddetto genio. No? Si basa Secondo me lui parte proprio per fare un'azione personale e poi è favorito proprio dal movimento di De Paoli che gli libera lo spazio. Mister, non so se ti ricordi l'ultima clip che ho fatto vedere la volta scorsa, no? Che c'era proprio Jimenez al 92esimo che riceve questa palla larga e non c'era un giocatore che gli fa un movimento o a venire incontro a liberargli lo spazio. Ovviamente qui è diverso perché la densità della tina è differente, però vedi, la giocata individuale ci sta, è una cosa che deve essere stimolata, però deve essere accompagnata secondo me anche da delle giocate o dei movimenti dei compagni che ti liberano lo spazio e che ti permettono di entrare o di muovere, di scandagliare un po' la difesa avversaria. Andiamo a vedere adesso una caratteristica che poi anche i tifosi che hanno scritto oggi pensano possa essere quella che ci sarà in casa Catania da qui alla fine del campionato. C'è questa formula con i 2 trequartisti alle spalle dell'unica punta. Abbiamo visto qualcosa già di interessante a Latina, Ermanno? Allora, qui la clip che vediamo è proprio sul palo di Lunetta ed è una clip però... Qui lo vediamo con De Paoli, diciamo, come riferimento davanti. Ovviamente lui riceve questa palla molto larga, però vediamo la differenza e la collaborazione dei 2 trequartisti. Uno che si butta dentro nello spazio vicino e uno che invece va sul movimento, fa un movimento largo ad aprirsi. Qui è bravissimo Lunetta poi a vincere questo duello, questo 2 contro 1. Vedi la forza fisica, no? di mantenere la giocata. Però qui la collaborazione dei 2 trequarti che fanno dei movimenti diversi, attaccano 2 spazi diversi e quindi non danno punti di riferimento alla difesa avversaria, ed è questa secondo me la vera forza di avere 2 trequarti e 2 trequarti di quella qualità che gli giocano alle spalle. Secondo me con Stoppa sarà ancora più accentuata questa cosa qui. L'unica differenza è ovviamente qui l'abbiamo visto con De Paoli, e De Paoli è un giocatore, l'ha detto il mister sempre, che sa unire bene e collegare i reparti e si muove tantissimo, è molto mobile, anche perché è più una seconda punta che una prima punta vera. Con Montalto un pochettino più centrale è difficile vedere tantissimi movimenti dei trequarti, li faranno in maniera diversa. Sicuramente ci sarà più movimento a buttarsi dentro di un trequarti su palle laterali, visto che comunque questi movimenti liberano sempre spazio. Secondo me sarà
ci avrà lavorato tanto questa settimana Toscano, ma sarà qualcosa che potrebbero portare come principio proprio tattico, come chiave e codifica importante da qui a fine anno. Chiudiamo la lavagna tattica, diciamo, legata al Catania con il quarto gol. Io l'ho notato in diretta essendo lì a Latina, l'abbiamo visto, poi è chiaro che il Catania ha anche fatto andare le gambe, nel senso che si è sciolto dopo il gol e quando le cose ti vanno bene è anche più facile. Però vediamo che in occasione del quarto gol quanta densità c'è, che normalmente non abbiamo visto nelle ultime volte. Era un difetto, no? Diciamo un alert, lo chiamo sempre così, una costante non molto buona del Catania, l'avevamo analizzata la volta scorsa, qui invece vediamo proprio l'emblema opposto, vediamo proprio il primo rombo che si viene a creare, il rombo diciamo è una figura geometrica che ti permette di avere sempre 3 soluzioni differenti, 2 larghe e una di vertice o una di scarico, e qui vediamo i grandi movimenti dei giocatori del Catania che muovono a 1 o 2 tocchi la palla, poi è bravissimo Frisenna qui a muoversi lateralmente e a liberare lo spazio, e poi quando ti muovi così tanto e fai muovere bene la palla trovi sempre giocatori liberi. Questa palla se non arriva il difensore e se la butta dentro era De Paoli a buttarla dentro, però vedi quanti giocatori in maglia bianca ci sono, poi riceve Frisenna e subito Raimo a supporto, o il tre quarti, in questo caso Jimenez, a ricevere quella palla in verticale, movimenti costanti. Però quanto fa la componente mentale, quanta voglia hanno i giocatori di andarsi a prendere la palla, che magari prima, nel primo tempo, non c'era. Io la vedo sempre così. Sì, sono d'accordo, l'aspetto mentale diventa fondamentale. Sei libero, sei pieno di entusiasmo, stai vincendo finalmente una partita in trasferta e ti dà sicuramente ti sciogli questa condizione in di tutto e per leggerezza. Anche l'aspetto fisico era il 92esimo, esatto. vedere Raimo è una spingere caratteristica di questo Catania che chiaramente fa ben sperare, perché è una squadra che regge bene la distanza, anzi migliora nel corso della partita. Ci fermiamo, andiamo verso l'ultima parte di preview, a fra poco con le probabili dal Franco Scoglio, e vi daremo anche la probabile del Trapani. Ultima parte di preview, ci avviciniamo alla conclusione, andiamo da Franco Cammarasana per parlare del Trapani. Ciao Franco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a te, ci vediamo finalmente. Eccomi qua. Allora, siamo in chiusura, andiamo rapidi e veloci. Ti chiedo, l'analisi del momento, perché chiaramente si arriva a 3 sconfitte consecutive con gli annessi di una classifica che parla di un Trapani lontano dalla zona playoff, e poi andiamo alla probabile formazione della partita con il Giuliano di domenica. Intanto penso che adesso la restante parte della stagione per quanto riguarda il Trapani si snoderà su 2 direttrici. Uno sotto l'aspetto legale, perché il presidente Antonini, soprattutto dopo che a fine mese è attesa la visita della Covisoc a Trapani, vuole chiedere danni alla Lega, almeno così ho capito, per i guasti provocati alla società dopo quello che è successo in questa stagione. Adesso il Trapani, dopo l'estromissione della Tours, ha 10 punti in meno, 32 punti contro i 42 di 10 giorni fa, e sul piano sportivo si tenterà adesso di dare una svolta a questo mese di marzo, che finora è stato più nero che granata. 3 sconfitte di fila, adesso arriva il Giuliano, fra l'altro altra squadra col detto avvelenato, perché vede da 2 sconfitte, quella con il Crotone e questa col Picerno interna per 2-0, un Giuliano che come il Trapani attua un 4-3-3, per cui sicuramente si giocherà a specchio domenica. Il Giuliano avrà 2 giocatori di difesa importanti in meno, entrambi squalificati. Il Trapani recupera un pochino tutti, tranne Sabra a centrocampo. Qualche cosa di positivo si è visto nella partita di Avellino per quanto riguarda il gioco, per circa la formazione, bene o male sarà quella del Partenio, con qualche novità. Il Trapani ha confermato di essere una squadra completamente diversa da quella che avevamo visto fino a dicembre. La squadra costruita a gennaio è una squadra giovane, un pochino leggerina in avanti, a centrocampo mancano alcuni elementi importanti, sono mancati alcuni elementi importanti,
in difesa, che dovrebbe essere il reparto più solido, invece anche ad Avellino ha mostrato di avere qualche pecca. Andiamo a vederla, Franco, la probabile formazione. Una classifica, sì, dovrebbe essere su per giù questa, con Wika in porta, poi Celiento che rientra in difesa sulla destra, Celiento, Malomo, dovrebbe rientrare Silvestri e poi Benedetti sulla sinistra. A centrocampo la conferma di Ruggiero sin dal primo minuto, che ha giocato discretamente bene ad Avellino, poi Toscano e Carraro. In avanti il trio Piovanello, Anatriello, Ciuferri, ma non escluso che possa giocare dall'inizio il canadese Ongaro per dare più fisicità al reparto offensivo, e lo stesso Stensrud, il norvegese, uno dei due norvegesi del Trapani, che in attacco sembra ci sappia fare abbastanza bene, ma che per adesso diciamo è stato poco impiegato. Ripeto, questo super giù la probabile formazione. Ciao Franco. Ripeto, però il miglioramento dovrebbe essere espresso soprattutto sul piano del gioco. È lì che il Trapani deve puntare per cercare di dare una scossa alla sua classifica. Ed è quello che chiaramente deve provare a fare Torrente per rivitalizzare la squadra granata. Grazie Franco Cammarasana, un saluto. Buon pomeriggio. E alla prossima e al prossimo venerdì. Andiamo invece a vedere le probabili del Franco Scoglio partendo dal Messina. Ricordiamo quello che ci ha detto anche Francesco Triolo, Dumbravano e Crimi che sono gli squalificati. Ricordiamo che ci sono infortunati Ingrosso e Chiarella e sono ancora infortunati. Da valutare le condizioni di Gianfi, uscito a cava dopo 20 minuti, ma ci dovrebbe essere Lia. Ritorna Krapikas, abbiamo detto, in porta dopo le 3 giornate di squalifica, con questa formazione 4-3-1-2, con questo centrocampo, Petrucci, Buchel e poi Pedicillo alle spalle di Luciani e De Sena. C'è Dell'Aquila ovviamente che può giocare lì, ma chiedo a Carlo se può esserci una sistemazione anche diversa del centrocampo, ad esempio Buchel in mezzo. Ritengo che Buchel per caratteristiche possa andare a fare il play davanti alla difesa, con Petrucci che potrebbe fare il vertice di questo rombo e Pedicillo che potrebbe prendere il posto di Crimi da mezzala. E questa è l'ipotesi della formazione del Messina. Andiamo a vedere invece quella che può essere la probabile formazione del Catania, ricordando che per entrambe le squadre vale quello che vi abbiamo detto, la rifinitura di domani, con alcune modifiche che possono esserci in casa Messina, perché il Messina ha giocato mercoledì, qui praticamente di allenamenti veri l'ha fatto oggi fondamentalmente, e il Catania perché chiaramente può scegliere, ha la possibilità di scegliere Toscano. Andiamo a vedere la probabile con il ritorno di Stoppa dopo la squalifica. Noi l'abbiamo schierato insieme a Jimenez, alle spalle di Montalto, lì è 50-50, Montalto De Paoli, poi chissà mai la possibilità di vedere Lunetta lì davanti, per il momento sta lì all'esterno sinistro, la difesa dovrebbe essere quella scontata e ci affidiamo al fatto che Quaini possa essere riconfermato titolare. L'ipotesi alternativa, lo sappiamo, è quella di Frisenna, anche se Di Tacchio si sta riaffacciando in prima squadra. Gli arbitri della partita del Franco Scoglio, per andare a chiudere, l'arbitro sarà Gabriele Sacchi di Macerata, gli assistenti sono Minafra di Roma 2 e Cataneo, credo, di Foggia, e poi Madonia, che conosciamo ormai benissimo, quarto ufficiale di Palermo, praticamente c'è quasi sempre lui come quarto ufficiale delle partite in Sicilia. Credo che abbiamo chiuso. Anna, non ci sono messaggi? No, non ci sono più non messaggi. Ci sono più messaggi. Allora io, guarda, saluto per prima te, noi ci ritroviamo venerdì prossimo, Anna. Ciao. Grazie a voi per aver interagito con noi ci vediamo venerdì prossimo appunto alle 14:30. Alle 14:30 l'appuntamento con Preview, ritroveremo ovviamente Carlo Breve. Ciao Carlo. Ciao Marco, grazie, buon pomeriggio a tutti, ci vediamo domenica. Ci vediamo domenica ovviamente, lì al Franco Scoglio, ritroveremo invece venerdì il nostro Ermanno. Ciao Ermanno. Ciao Marco, ciao a tutti. Un saluto a Ermanno Florio, io ricordo l'appuntamento con la diretta, l'abbiamo detto, la partita in esclusiva, in chiaro,
su Telecolor con i collegamenti a partire dalle 18:30 di domenica, ampio prepartita e poi la gara e la telecronaca affidata alla voce di Angelo Patanè col commento di Carlo Breve, poi noi ci ritroveremo invece anche per le interviste, 4 ore in diretta da non perdere su Telecolor per il derby fra Messina e Catania. Poi tutta la programmazione sportiva, lunedì corner e anteprima, e noi come detto ritorniamo invece venerdì prossimo. Ciao a tutti.